Consiglio Comunale del Capoluogo vota un provvedimento per chiedere modifiche e integrazioni allo statuto già approvato da quasi tutti i comuni della provincia. Dura la reazione dell'ALI. Comitini, Agrigento e Porto Empedocle avanzano nella curva dei contagi. Oggi sciopero del settore scuole e trasporti. Al lavoro nei centri vaccinali tanti volontari. In arrivo dalla Regione fondi per i comuni che riciclano bene, il decreto firmato da Zambuto e Armao. I Fontana passano alla Lega. Assistenza domiciliare agli anziani al comune di Agrigento. Di Rosa e di nuovo in fervida opposizione. A rischio crollo la masseria Agnello a Zingarello. Rapinato corriere a Canicattì, aveva 2.500 euro in contanti e un assegno. Misterioso incendio, un impianto di Castelcerstruzzo confiscato alla mafia. 3 bottiglie di liquido infiammabile al cantiere del viadotto Morandi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. L'ATI vuole la società consortile, ma il servizio idrico in provincia è sempre più un colabrodo, non solo in termini di fatto ma anche in termini di iter. Così il buco nell'acqua lo piazza il comune di Agrigento e arriva la reazione dell'ALI. Vediamo. Un buco nell'acqua che non è passato inosservato. Il Consiglio Comunale di Agrigento non approva la società consortile che dovrà gestire in futuro il servizio idrico. Con 15 sì e 3 astenuti, tra cui l'ex sindaco Firetto, Aula Sollano, ha approvato un atto che chiede ulteriori carte di appoggio per valutare costi e pericoli. Uno statuto che invece è stato votato e deliberato dai sindaci dell'ATI, votato da quasi tutti i consigli comunali della provincia. Ma non è un mistero che l'attuale amministrazione fin da subito si sia manifestata abbastanza titubante rispetto all'idea della società consortile, sostenendo che appunto la SPA pubblica sarebbe stata più sicura per gli enti, più semplice da gestire e avrebbe comunque garantito la pubblicità del servizio idrico. Una posizione che per strane convergenze tra il passato e il futuro è di fatto la medesima dell'amministrazione Firetto, che però votò positivamente in assemblea dei sindaci questa bozza di statuto. E l'associazione Ali Autonomie Locali Sicilia, alla luce del voto emerso dal Consiglio Comunale di Agrigento, esprime forte preoccupazione per il rallentamento di un percorso verso la ripubblicizzazione dell'acqua, intrapreso dai sindaci che compongono l'ATI di Agrigento. Questo rinvio del comune capoluogo rischia inesorabilmente di compromettere il virtuoso iter e lasciare in mezzo al guado i comuni agrigentini che hanno individuato all'unanimità la costituzione di un'azienda speciale consortile quale futura forma di gestione in provincia. L'associazione Enti Locali, con in testa il sindaco di Santo Stefano Quisquina Francesco Cacciatore, auspica che venga accelerato questo percorso nell'iter Regione Sicilia al fine di poter attingere alle risorse finanziarie del Recovery Fund attraverso un piano di investimenti destinato all'efficientamento, all'implementazione del sistema idrico integrato e risolvere così gli annosi problemi strutturali che la nostra regione si porta dietro da diversi anni. Le telecamere di TVA al lab vaccinale di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella ci racconta la storia di chi lavora gratis per il bene della comunità. Vediamo. Dottore San Filippo, lei ha deciso di prestare volontariamente la sua opera qui al Pala Congressi. Ecco, possiamo fare un consuntivo di questi 10 giorni, la sua esperienza, anche qualcosa da dire? Intanto ritengo che i cittadini dovrebbero ringraziare vivamente il commissario dell'ASP, il dottor Mario Zappia, che con abnegazione si è dedicato notte e giorno alla creazione di questo centro, che ritengo si possa annoverare tra i centri di eccellenza non solo della Sicilia ma in Italia. Riusciamo a fare dalle 600 alle 700 dosi giornaliere e la gente ci ringrazia per l'efficienza, non c'è nessun turno di attesa, non c'è nessun assembramento e nell'arco di 20-25 minuti la gente riesce ad andare via. Addirittura chiudiamo l'ora della prenotazione con molto anticipo e questo grazie alla struttura che si è messa in piedi e grazie anche alla collaborazione di tutti noi medici, e quindi io ritengo che un grazie da parte dei cittadini vada detto e ce lo dicono in tutti i sensi. Stiamo cercando di far decollare pure il vaccino AstraZeneca e partiremo a pieno ritmo da sabato in poi, incentivando la gente e cercando anche di spiegare che è un vaccino sicuro e sul quale si sono speculate molte voci infondate.
Ci sono stati casi di rinuncia qui, non so, casi Ma particolari, almeno per la sua esperienza c'è chiaramente. stato qualche caso di rinuncia, cioè qualcuno ha rinunziato a fare l'AstraZeneca, ma se noi medici, questo l'ho toccato con mano, ci dedichiamo e parliamo col paziente spiegando le cose che dobbiamo spiegare, la gente si rende conto in effetti che è un vaccino sicuro e poi molti sono ritornati per farsi vaccinare. Non c'è problema di mancanza di vaccini come magari sta succedendo a Palermo e in qualche altro posto? Fino a questo momento non c'è stata nessuna mancanza di vaccini, perché il centro, in questo centro era stabilito di adoperarci per 600 dosi giornaliere di Pfizer, e ad oggi fino a questo momento ci sono state scorte sufficienti e abbiamo assicurato ogni giorno le 600 dosi. Ormai sono credo 10 giorni che io sono qui in questa hub realizzata nel Palacongressi, e devo anche veramente fare un plauso a tutti gli operatori, da cominciare dal direttore generale, direttore sanitario amministrativo, ma al dottore Marchica, al dottore Amico, ma anche al dottore Collura, che è il responsabile di questo centro vaccinazioni, e noi stiamo qui dalla mattina alla sera assieme ad altri medici, e ci sono giovani medici che giustamente sono regolarmente retribuiti, ma ci siamo anche 2 o 3 medici che lo stiamo facendo da volontari. Io infatti ho aderito, già da tempo avevo dato la mia disponibilità, io ho aderito a condizione, insomma, che la mia attività fosse soltanto un'attività di volontariato. Era quello proprio il mio obiettivo, quello di dare una mano alle vaccinazioni, anche perché siamo riusciti in questi giorni a vaccinare circa 600 persone al giorno, e quindi un lavoro veramente immane, e che è chiaro che richiede la presenza di medici, di infermieri, di personale amministrativo, perché la macchina è veramente molto complessa, ma devo dire che abbiamo ricevuto il plauso di tanta gente che è veramente soddisfatta di come stanno andando le cose qui al Palazzo dei Congressi. Comitini potrebbe diventare zona rossa in bilico anche Agrigento e Porto Empedocle, vediamo. Sono qui per darvi aggiornamenti in merito alla situazione relativa al coronavirus, all'espandersi della pandemia nel nostro paese. Bene, nel pomeriggio mi sono stati notificati ben 14 casi di nuovi positivi nel nostro comune. Non vi nascondo che la situazione comincia a diventare davvero preoccupante, atteso che ieri erano 34, con questi 14, che significa un incremento del 40% di casi in una sola giornata, andiamo a 48 casi. Noi non abbiamo mai avuto questi numeri, è considerato che pare che la prevalenza sia da casi di contagio da variante inglese, la situazione è peggiore di quella che noi abbiamo avuto nelle giornate di maggior diffusività del virus in paese. Fra l'altro, con il nuovo DPCM si è stabilito un criterio in base al quale ogni 250 positivi su 100.000 abitanti viene dichiarata la zona rossa, a prescindere da quella che sia la situazione poi nazionale o nell'intera regione. Voi avete visto che molte città e anche paesi in Sicilia sono stati dichiarati zona rossa dal presidente della regione siciliana. Molti infatti mi chiedono di dichiarare zona rossa, ma questa cosa non compete ai sindaci, compete al presidente della regione. Presumo che allorquando questi dati perverranno alla presidenza della regione Sicilia, l'assessore Razza, saranno presi gli adeguati provvedimenti, atteso che in realtà questi 48 ancora non corrispondono a un numero, al numero di effettivi positivi
nel nostro comune. C'è un incremento deciso e costante in tutta la provincia di Agrigento di numeri, e anche l'ASP ritarda, perché sono moltissimi i test che vengono effettuati e moltissime comunicazioni da fare, quindi ritardano nelle comunicazioni. E personalmente ringrazio quelli che si fanno parte attiva, ricevo telefonate di molte persone che ancora non mi sono state notificate da parte dell'ASP, che si dichiarano positive, quantomeno il test rapido. Già questa è un brutto segno, perché pare che la variante inglese tenda a nascondersi e quindi a dare falsi negativi. Quando quindi già il test rapido è positivo, si presume che verrà facilmente confermato dal molecolare. A che cosa sono dovute? È dovuto questo espandersi di casi? Prevalentemente al fatto che non si rispettano le regole. Perché dico questo? Perché per esempio un caso è legato alla situazione di una persona che era andata a finire in ospedale e che poi però ha avuto contatti con tanti parenti. Ora voi sapete che persino nella zona gialla non si potevano andare a trovare e ricevere in casa più di 2 persone. Quindi se verifico la positività di 20-30 persone dello stesso nucleo familiare, è chiaro che non ci si è quantomeno attenuti al restringimento, allo strettissimo ambito della propria famiglia, ma si è avuto contatto con tanti parenti. Siamo in guerra, ci dobbiamo comportare da soldati, né più né meno che soldati. Ora, è facile quindi che raggiungeremo in breve numeri alti. L'unico antidoto è quello del rigido rispetto delle regole. Andate a verificare il DPCM, non si può andare più in casa di persone estranee al proprio nucleo stretto in numero maggiore di 2, non più di 2. Noi andiamo verso la Pasqua, la Pasquetta, evitiamo di fare scriticchiate, tanto non ci controlla nessuno, evitiamo di fare pranzi estesi, tanto chi viene a casa nostra non ci viene né ci può venire nessuno. Ancora dobbiamo capire, chiediamo controlli, ma che controlli volete che ci siano nelle case delle persone? Dovremmo andare a bussare casa per casa? Non si può. Ciascuno di noi deve essere cosciente e responsabile, perché è un pericolo che tutti noi portiamo addosso, e se vogliamo bene, davvero bene, ai nostri cari, dobbiamo tutelarli e tutelarci. E la situazione nella Rossa Raffadali migliora a passi lenti. Oggi, ultimo giorno di zona rossa, e domani sabato si torna in zona arancione con le regole previste dal decreto. Vediamo. Bollettino del 25 marzo 2021. Dei numeri ufficiali comunicatemi dall'ASP, sabato 27 marzo dovremmo uscire dalla zona rossa. Ho avuto un incontro stamattina all'ASP, ho parlato poco fa con i vertici dell'assessorato regionale della salute e mi hanno spiegato che i dati che prendono come riferimento vengono presi ogni mercoledì riguardo ai 7 giorni precedenti. Io ho visto un attimino quanti sono stati i contagi in questo periodo, non raggiungiamo la percentuale prevista dal DPCM Draghi. Quindi sabato si riprende di nuovo una vita come quella che tutti gli altri comuni della Sicilia che non sono in zona rossa stanno attualmente facendo. Quindi siamo in zona arancione. Devo dire che anche lì ci sono diverse limitazioni, sia limitazioni all'interno del comune, che è consentito lo spostamento all'interno dalle ore 5 di mattina fino alle 22, poi c'è il coprifuoco, e che è possibile uscire solo in questa fascia di orario la notte solo per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità o per motivi di salute.
È possibile andare a fare visite presso abitazioni private di parenti o amici, ma anche lì ci sono delle limitazioni, quindi è consentito un solo spostamento al giorno e lo spostamento è previsto verso abitazioni private ubicate naturalmente nello stesso comune dalle 5 di mattina alle 22 e non più di 2 soggetti possono andare a fare visita alla persona o all'amico che si va a trovare. Le limitazioni più forti sono nei confronti di bar e ristoranti che dovranno continuare ad avere l'attività sospesa tranne il servizio con asporto sempre dalle 5 alle 22 o con consegna a domicilio senza limiti di orario, quindi anche la notte. Andiamo alla situazione epidemiologica nel nostro comune. A oggi è in lieve miglioramento. Questo è frutto del sacrificio di tutti indistintamente, quindi bisogna evitare inutili euforie che ci riporterebbero di nuovo nella fascia rossa. Dobbiamo continuare a essere responsabili nei nostri comportamenti e questo lo dovremmo fare ancora per un certo periodo di tempo, visto che è stato programmato la vaccinazione di massa fino al mese di luglio. Speriamo che si raggiunga questo obiettivo, altrimenti non abbiamo fatto altro che vanificare il comportamento e il sacrificio di tutti noi, perché allungare oltre luglio significa veramente non produrre effetti immediati della vaccinazione. E allora un appello che facciamo alle autorità preposte è che noi siamo sempre qui disponibili a fornire locali per un hub qui nel comune di Raffadali. L'ho detto molto tempo fa, non ho avuto, tranne un momento di euforia da parte dell'ASP iniziale, non ne ho più sentito nessuno. Continuo a dare la mia disponibilità. Le scuole è inutile riprenderli per 3 giorni, lunedì, martedì e mercoledì, perché giovedì inizierebbero le festività pasquali. Per questi 3 giorni con mia ordinanza continueremo a fare la didattica a distanza. Ancora il virus è presente, c'è la variante inglese, non vorrei che la scuola fungesse da amplificatore del contagio, così come è stato fatto in precedenza. Io l'ho sempre pensato in questo modo e continuo a insistere, perché ho le prove che la scuola è un luogo poco sicuro, specialmente con la variante inglese. Venerdì nero con un doppio sciopero nazionale, quello del settore trasporto pubblico locale e quello della scuola. Manifestazione e mezzi pubblici fermi anche a Palermo. Vediamo. Quello che sta avvenendo oggi è un fatto nuovo, importante per noi, perché c'è il ritorno dello sciopero in Italia dopo mesi in cui le lotte sociali sono state calmierate a causa della pandemia in corso. Dopo un anno in cui le nostre richieste non sono state esaudite, abbiamo deciso di convocare questo sciopero che riguarda i lavoratori della scuola e del trasporto pubblico locale. Le nostre richieste riguardano soprattutto la garanzia di alcuni diritti, il diritto al lavoro, vogliamo assunzione, stabilizzazione dei precari di tutti i settori, nuove assunzioni perché il personale è stato tagliato enormemente negli ultimi anni. Chiediamo per la scuola intervento sull'edilizia scolastica che è fatiscente in tantissime scuole italiane, chiediamo ancora una riduzione del numero di alunni per classe, chiediamo una sanità pubblica, trasporto pubblico locale che sia ancora in mano pubblica perché in molte città è stato privatizzato, chiediamo un rafforzamento della scuola pubblica e di tutti i servizi pubblici perché solo così si possono garantire i diritti di tutti i cittadini, soprattutto alle fasce più deboli. Certo, la didattica a distanza abbiamo visto, cioè è una situazione discriminante perché ovviamente rispetto alle dotazioni che i ragazzi e le ragazze hanno a casa e il modo insomma
con cui seguono le lezioni. Questo determina una situazione sicuramente di fatto di discriminazione ed è una situazione insostenibile, è quello che si sta perdendo in questo tempo, secondo noi anche per colpa di un intervento che non c'è stato nell'edilizia, sugli organici, insomma, per ovviare a questa situazione. Tanto si sarebbe potuto fare, si è partiti in ritardo e non sono state fatte le cose invece importanti che andavano fatte per permettere a tutti una frequenza senza appunto discriminazioni, senza questo stato di cose che determina di fatto la discriminazione fra alunni in base alla loro condizione. Insomma, e siamo qua proprio per stimolare, per chiedere ancora una volta che si intervenga davvero in modo determinato e che consenta a tutti i ragazzi e le ragazze di poter partecipare, di poter frequentare la scuola nel modo migliore possibile. Grazie anzi per le scellerate politiche messe in atto a partire dalla cosiddetta buona scuola. Non c'è più la possibilità di chiamare i supplenti. Nelle segreterie un supplente si può chiamare solo dopo 30 giorni. I collaboratori scolastici, se mancano, si possono chiamare solo dopo 7 giorni. A Zingarello la storica masseria Agnello rischia di crollare, sul posto vigili del fuoco e la protezione civile per un sopralluogo volto a constatare i danni e avviare l'iter di messa in sicurezza dei luoghi. Gli è stato rivolto contro un coltello di grandi dimensioni mentre si trovava alla guida del furgone con cui consegna pacchi per la provincia. Dietro minacce è stato costretto a consegnare oltre 2.500 euro in contanti e un assegno di oltre 300 euro. Vittima della rapina un corriere agrigentino che è stato agganciato in via Madonna delle Rocche a Canicattì. Il bandito, una volta messa a segno la rapina, si è dileguato a piedi facendo perdere le proprie tracce. È possibile che ad attenderlo ci fosse qualche complice. La Polizia di Stato ha avviato le indagini su un misterioso incendio divampato all'interno di un impianto di calcestruzzo confiscato alla mafia e posto in amministrazione giudiziaria. Le fiamme, la cui natura resta ancora un mistero, hanno avvolto parte degli uffici e poi sono per fortuna autoestinte. Non ci sono certezze sull'accaduto, ma gli investigatori hanno già effettuato i primi rilievi. Ad accorgersi dell'episodio il responsabile dell'impianto, sul posto gli agenti del commissariato di Porto Empedocle e gli uomini della squadra mobile di Agrigento. 3 bottiglie con liquido infiammabile sono state ritrovate poggiate su 2 mezzi nel cantiere che si sta occupando della messa in sicurezza del viadotto Morandi. Non c'è dubbio sul chiaro messaggio intimidatorio. Sul posto la scientifica che ha sequestrato le bottiglie ha avviato gli accertamenti e i rilievi. Ad entrare in azione uno o più soggetti che sicuramente hanno approfittato delle ore notturne. A scoprire le bottiglie è stato il responsabile del cantiere che ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine. Pubblicato al Comune di Agrigento l'avviso per l'assistenza domiciliare agli anziani sopra i 65 anni, lo comunica l'assessore servizi sociali del Comune Marco Vullo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Marco Vullo, assessore dei servizi sociali del Comune di Agrigento, comunica che ha aperto l'avviso pubblico per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani attraverso il distretto sociosanitario D1 con scadenza 20 aprile, che è uno strumento importantissimo di assistenza e aiuto per i soggetti beneficiari del servizio. Comunico, afferma Vullo con grande soddisfazione, che l'avviso per il servizio ADA rivolto ai cittadini che hanno superato i 65 anni attraverso il distretto sociosanitario D1 è aperto e le domande si possono presentare attraverso il bando. L'assistenza domiciliare è uno strumento di welfare fondamentale per chi riceve il servizio, che prevede concrete forme di intervento socioassistenziale, socio-economica per fronteggiare le oggettive difficoltà di chi è in condizioni di non autosufficienza totale o parziale e serve anche a ridurre i ricoveri in casi di riposo.
Gli interventi essenziali stabiliti sono quelli di igiene e cura della persona, governo e igiene dell'alloggio, preparazione di pasti caldi a domicilio, servizio di lavanderia a domicilio, disbrigo pratiche varie, quali autorizzazione per richieste mediche, esenzioni ticket su farmaci ed esami clinici, richiesta contributi, commissioni varie. Naturalmente afferma Vullo, per formulare le graduatorie finali degli aventi diritto, oltre alle certificazioni mediche di parziale o totale invalidità, o l'altro indicatore, la certificazione ISEE del nucleo familiare. Le domande per poter godere di queste agevolazioni ADA dovranno essere indirizzate entro il prossimo 20 aprile all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Agrigento. Posso dire, afferma Vullo, che nell'ottica del rafforzamento delle misure del welfare, l'ADA in un momento di emergenza sociale, assistenziale e sanitaria è una straordinaria opportunità per i cittadini che meritano attenzione e sostegno concreto da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Miccichè, che ha come punto fondante e prioritario agevolare queste forme per rendere quantomeno più agevole la quotidianità di chi ne ha realmente e veramente bisogno. Altre adesioni alla Lega Agrigentina all'ex presidente della provincia di Agrigento, già deputato regionale e nazionale Enzo Fontana, e il figlio Mario, attuale consigliere comunale di Agrigento, eletto con una lista civica a sostegno di Firetto. Arturo Cantella. Enzo Fontana, allora parliamo di questa sua adesione al progetto politico della Lega. Cosa l'ha spinta ad aderire? Mi ha spinto ad aderire al partito della Lega perché è un partito che ormai ha cambiato pelle, c'è stata una vera inversione ad U, proprio un'inversione totale anche nel modo di pensare e di gestire, ed è un partito che si è spostato francamente nell'area dei moderati e lo dimostra giorno dopo giorno, grazie soprattutto a Giancarlo Giorgetti, ma anche ad altri deputati che hanno capito che questo partito può sempre più radicarsi in tutto il paese, anche nel mezzogiorno d'Italia e anche nella nostra Sicilia. Noi abbiamo proprio creato questa Lega per la Sicilia e quindi ho aderito a questo partito perché tutto sommato rientra in quella che è la mia storia naturale di moderato, di partito, sono stato sempre nel partito di centro, quindi io provengo dalla vecchia Democrazia Cristiana, poi transitato in Forza Italia e nel nuovo centrodestra e adesso quindi abbiamo approdato nella Lega, abbiamo quindi aderito a questo partito che è un partito ormai assolutamente rinnovato, un partito che ha cambiato assolutamente quelli che erano i principi degli ideali del passato, un partito che non è più sovranista, un partito che è diventato europeista e un partito che si muove per diventare e per appartenere a livello europeo al Partito Popolare, grande Partito Popolare Europeo. Questo mi ha convinto a fare questa scelta che per la verità io medito da tanti mesi, ma finalmente insomma, ecco, ci siamo convinti assieme a mio figlio che oggi è anche consigliere comunale ad aderire a questo nuovo progetto e quindi per portare avanti le istanze del territorio, quindi un partito che si radicherà sempre di più, che sarà vicino alla gente, alla nostra comunità, quindi sposeremo e porteremo avanti tutte le istanze che i cittadini ci chiederanno legittimamente e sosterremo soprattutto quelle che sono le peculiarità del nostro territorio, portando avanti e sostenendo le grandi opere, quindi continuando ancora in quel lavoro che io ho iniziato da Presidente della Provincia per quanto riguarda la viabilità, ma certamente guarderemo con grande attenzione alla sanità, che oggi è una priorità assoluta anche alla luce di questa terribile pandemia.
e quindi insomma speriamo di poter dare veramente delle risposte, di poter essere utili al territorio e ai nostri concittadini. Tra l'altro insieme a lei anche un gruppo di ex suoi assessori fedelissimi quando lei era presidente della provincia, penso a Granata, a Pace, lo stesso Giambrone, insomma un gruppo forte che ha fatto scelte come lei. Sì, certamente è un partito che ormai ha visto tantissimi operatori politici aderire a questo nuovo progetto e questo è chiaro, la dice lunga, significa che ormai i tempi sono assolutamente maturi per poter fare e operare questa scelta, proprio perché la Lega non è più quella che molti ancora immaginano, che è quella di 20 anni, 25 anni fa. La Lega è ormai un partito nuovo che ha obiettivi e progetti assolutamente nuovi e innovativi, tra l'altro una classe dirigente fatta di persone veramente in campo, lo vediamo anche con i rappresentanti che sono stati al governo e che ci sono adesso con Draghi, una classe dirigente fatta di persone molto preparate, di persone in gamba, di persone che sanno portare avanti i progetti di vero sviluppo per il nostro territorio e infatti anche Salvini lo ha detto chiaramente che porterà avanti e si sbatterà per portare avanti l'alta velocità in Sicilia, ma anche il progetto sul ponte sullo stretto, quindi già questi sono dei segnali importantissimi, ma ha anche dichiarato che il nord non può crescere se non cresce il sud, quindi questo è un altro segnale veramente che ci dà grande forza ed entusiasmo per poter andare avanti e per portare avanti i nostri progetti. Adesso c'è la pubblicità, tra poco. Un comunicato stampa e 3 lettere, una diretta Facebook e una conferenza stampa e poi ancora e ancora a tamburo battente, senza sosta e senza tregue. È difficile stare dietro a Giuseppe Di Rosa, persino per gli operatori dell'informazione. Non gli piaceva l'operato della vecchia amministrazione del comune di Agrigento, targata Firetto. Ha festeggiato il cambiamento, ma la luna di miele è durata poco. Oggi è in rotta totale con l'attuale giunta Miccichè. Arturo Cantella. Sembra essere finita la luna di miele del responsabile del movimento Mani Libere, Difesa Legalità e Ambiente, Giuseppe Di Rosa, verso l'amministrazione comunale di Agrigento. Eppure alle scorse elezioni Giuseppe Di Rosa era stato candidato nella lista che appoggiava il sindaco, denominata Facciamo Squadra, ottenendo 225 voti. Ogni giorno Giuseppe Di Rosa non fa mancare al sindaco la sua nota critica su disservizi del comune, su problematiche da risolvere, con conferenze stampa di denunce e continui ricorsi alla PEC inviati ai massimi livelli e responsabili istituzionali. Qualcosa evidentemente non è andato per il verso giusto, lo stesso lo dichiara in una sua nota stampa di qualche giorno fa, chiedendo di essere amministrati con trasparenza. Il problema del pluripiano, di via Empedocle, le problematiche sulla Tari, la raccolta differenziata, solo per fare qualche esempio. E tra gli altri il problema sollevato da Di Rosa con un esposto per accertare se viene applicato il piano anticorruzione sulla rotazione del personale, sull'applicazione, sulla trasparenza e responsabilità del comune di Agrigento, sulle possibili situazioni di incompatibilità assoluta e sull'urgenza necessità della rotazione dei dirigenti. La missiva è stata inviata al Ministro degli Interni, al Presidente dell'ANAC, al Prefetto di Agrigento, all'Assessore alle autonomie locali della Regione Siciliana Zambuto, al Segretario Generale del Comune di Agrigento. Ma sentiamo in merito la risposta del Sindaco. Ma la rotazione io l'ho fatta appena insediatomi, per quello che potevo fare. In che senso? C'era un dirigente che era comandante dei vigili urbani e l'ho sostituito con un altro dirigente. C'è un altro dirigente che aveva anche i servizi sociali e l'ho sostituito con un altro dirigente. Ora mi sono fermato lì perché loro sono solo in 3, quindi la prima rotazione immediatamente l'ho fatta appena iniziare, poi non l'ho più potuta fare perché purtroppo per poter avere anche altri dirigenti e quindi o dall'interno o dall'esterno, devo avere
aver approvato il bilancio consuntivo del 2019. E così anche questo per far capire agli agrigentini che Franco Micciche sembra che si sia fermato. Era partito in quarto e si è fermato. Io ero partito in quarto per quelle risorse che avevo trovato. Nuove risorse non ne posso trovare perché avendo trovato il bilancio consuntivo del 2019 ancora da approvare, è stato approvato la settimana scorsa, e per ora al vaglio del revisore dei conti e andrà poi in consiglio comunale. Se dovesse venire approvato, allora potremmo finalmente iniziare a lavorare, tra virgolette, a rispendere quei soldi per il decoro urbano e anche a rimodulare i vari settori del comune e nominando nuovi dirigenti. 5 milioni di euro dal governo Musumeci per i comuni siciliani virtuosi in tema di rifiuti solidi urbani. È stato pubblicato sul sito della Regione il decreto iter assessoriale economia e autonomie locali firmato da Gaetano Ormao e Marco Zambuto, che assegna un contributo agli enti locali che nel corso del 2019 hanno superato il 65% della raccolta differenziata. A beneficiarne, su una platea di 123 comuni siciliani, anche 24 comuni della provincia di Agrigento, che riceveranno una somma fissa di 18.656 euro e una variabile in base alla popolazione. L'ARS approva la riforma urbanistica presentata dal governo regionale, era attesa da 40 anni, una legge su cui ha investito molto l'assessore al territorio Totò Cordaro. Vediamo. Con l'approvazione dell'articolo 31 della legge finanziaria abbiamo stanziato 500.000 euro in tema di urbanistica per finanziare i piani urbanistici generali dei nostri enti locali, dei nostri comuni, e anche gli studi di fattibilità e i piani attuativi per la rigenerazione urbana. Ancora, sempre con l'articolo 31, istituiamo un fondo di rotazione di ulteriori 500.000 euro che saranno utili per esitare le tante istanze di sanatorie che dal 1985 a oggi, e sono decine di migliaia, giacciono nei cassetti dei comuni. Con l'approvazione poi dell'articolo 41 istituiamo un fondo di rotazione a favore dei comuni siciliani, finanziato con ben 500.000 euro, per la demolizione di tutti quei manufatti abusivi che non hanno trovato la possibilità di essere sanati. Con il governo Musumeci dunque certezza del diritto e tutela dell'ambiente nella sua ottima valorizzazione. Merce contraffatta per le strade di Agrigento. La Guardia di Finanza e i Vigili Urbani hanno provveduto a sgomberare i commercianti abusivi lungo il viale della Vittoria e sequestrare la merce. In questo momento di grande incertezza ritengo assurdo che proprio davanti l'Agenzia delle Entrate, ente di controllo della legittimità fiscale delle imprese, vi possa essere una vendita incontrollata di merce di dubbia provenienza e dal di fuori delle regole, dichiara l'assessore Francesco Picarello. Un fenomeno difficile da debellare, ma dobbiamo essere consapevoli che comprare merce di dubbia provenienza è anch'esso un illecito. Il marito, capo Ultra del Palermo, ufficialmente disoccupato, percepiva il reddito di cittadinanza, intanto organizzava appuntamenti per la moglie, una dipendente pubblica che aveva trasformato in una escort, una storia emersa casualmente nell'ambito dell'operazione Resilienza 2. I dettagli nel servizio. L'uomo è un capo Ultra del Palermo, la compagna è dipendente di un ente regionale. Lui percepisce il reddito di cittadinanza e lei è costretta dall'uomo a prostituirsi e pubblicare le foto in diversi siti di escort. E quanto emerge nell'indagine Resilienza 2 dei Carabinieri, che ha portato all'arresto di 12 persone al Borgo Vecchio e messa a punto all'alba di ieri, 25 marzo, proprio dai militari dell'Arma di Palermo. Non solo mafia nell'operazione dunque, ma anche sfruttamento alla prostituzione e la retroscena amaro che emerge tra le carte dell'ordinanza firmata dal GIP Filippo Serio. L'uomo in oggetto è indagato per sfruttamento alla prostituzione. La donna avrebbe incontrato clienti sia a Palermo che a Catania. A Palermo la stessa incontrava gente facoltosa che pagava anche 300 euro a prestazione in un B&B nella zona della fiera. Lo apprendiamo dai colleghi di Blog Sicilia. Una vita non
semplice per la donna costretta ad occuparsi della spesa, del bucato e anche degli incontri organizzati dal marito. Quando la donna lavorava era lui che parlava con i clienti. Più volte i carabinieri hanno raccolto la volontà della donna di farla finita con questa doppia vita, visto che temeva di essere riconosciuta. Il 2 gennaio dello scorso anno è proprio la donna ad informarsi con l'indagato delle eventuali richieste di incontri. Senti, chiamate ce ne sono state, lui una Marina tipo 16 per domani, lui diceva probabilmente ci sono 2 appuntamenti, li facciamo qua, che dici? E lei ma aspetta, nel senso che pagano. L'uomo che arriva, certo, uno da 200 e l'altro 300 euro, che dice allora? Ti vogliono incontrare da sola? La donna però non sembrava gradire, no, che da sola, ma l'indagato insisteva, nella stanza, sto nella stanza, perché ti vogliono da sola? Preferiscono da sola, tanto sono nella stanza accanto, quindi qual è il problema? No amore, no, perché già è pesante, pure da sola, no, diceva invece la dipendente. L'uomo non mollava, ti faccio la proposta se raddoppia, ma non serviva, no, non mi interessa, figurati se raddoppia. Per i militari risalire la donna sfruttata dal marito non è stato difficile, è bastato inserire il numero di telefono nel motore di ricerche, subito si sono aperti i siti di escort dedicati agli appuntamenti a luci rosse. Su uno di essi la donna avrebbe pubblicato foto di lei nuda o in lingerie con tabelle di offerte di varie prestazioni sessuali, dicono gli investigatori. Per gli incontri a Palermo sarebbe stato utilizzato il B&B vicino alla fiera, ma la donna si sarebbe spostata anche a Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, e con la possibilità di raggiungere qualsiasi parte d'Italia. A volte, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare, l'indagato insisteva nei confronti della donna affinché la stessa contattasse telefonicamente personalmente il cliente per stuzzicarlo, per scegliere la prestazione con la tariffa più alta, ovvero con più clienti contemporaneamente. Lunga la lista di contatti intercettati tra i 2 clienti, che per un'ora sborsavano anche 300 euro. Il 10 gennaio dell'anno scorso l'indagato diceva: già confermato, quando siamo lì dobbiamo chiamarlo, via Contessa Giuditta, sempre a Palermo, quando finiamo ci andiamo a mangiare qualcosa per i fatti nostri. Quello di domani ancora non si sa. Il 17 la donna avrebbe ricevuto un cliente prenotato per un'ora e mezza e disposto a pagare per l'appunto 300 euro. Tra gli uomini in cerca di trasgressione anche il sosia di Caprio, come i 2 lo chiamavano. I clienti erano sempre facoltosi, con richieste anche di rapporti a 3 in diverse circostanze, però la donna non avrebbe voluto prestarsi agli incontri a pagamento e l'indagato si sarebbe non solo innervosito, ma l'avrebbe quasi costretta. Sono a pezzi, diceva la dipendente dell'ente regionale, dobbiamo fare la spesa, andare a prendere il gatto, sono stanca. L'indagato: ti riposi, tanto c'è la scusa della riunione. Il 28 gennaio la donna raccontava che un cliente, peraltro amico di un imprenditore politico regionale, l'aveva riconosciuta come dipendente. Da lì la proposta indecente dell'uomo, un rapporto a 3. Beni per 6 milioni di euro sono stati sequestrati a Calogero. John Luppino, ex consigliere comunale di Mazzara del Vallo, arrestato nel 2019 nel corso dell'operazione Mafia Bet. L'ascesa imprenditoriale di Luppino nel mondo delle scommesse e dei giochi online sarebbe stata agevolata da esponenti dei mandamenti mafiosi di Castelvetrano e Mazzara del Vallo. C'è il servizio. Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani e del ROS, coadiuvati da quelli del NAS di Roma e del Nucleo Investigativo di Ragusa, hanno dato esecuzione nei confronti di Calogero John Luppino ad un provvedimento di sequestro di beni del valore di circa 6 milioni di euro emesso dal Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, su proposta della Procura distrettuale antimafia di Palermo. Il Luppino, in passato consigliere comunale di Campobello di Mazzara, era stato arrestato nel 2019 per associazione di tipo mafioso nella cosiddetta indagine Mafia Bet, che aveva permesso di monitorare la rapidissima ascesa imprenditoriale di Luppino Calogero John nel mondo delle scommesse e giochi online. Luppino dirigeva e controllava il settore economico dell'esercizio di giochi e scommesse, affidando alcune delle relative agenzie ad altri associati mafiosi. La sua ascesa era stata favorita in tutto e per tutto dagli affiliati ai mandamenti
mandamenti mafiosi di Castelvetrano e Mazara del Vallo, che obbligavano i vari esercizi commerciali del trapanese ad installare device delle società di Luppino, pena pesanti ritorsioni. Gli esercizi che invece accettavano il monopolio facente capo a Cosa Nostra potevano godere della protezione dei mafiosi, pronti a punire chi tra la delinquenza comune prendeva di mira quegli esercizi commerciali. Così accadeva con un bar della provincia che aveva subito un furto proprio di macchinette per giochi gestite da società legate all'imprenditore mafioso. Cosa Nostra aveva individuato il responsabile del furto e tramite il referente mafioso di quel luogo aveva provveduto alla punizione del presunto reo colpevole di aver danneggiato un esercizio che già aveva pagato la protezione dell'associazione mafiosa. L'ascesa dell'imprenditore Luppino era stata sovvenzionata con cessioni di denaro ad esponenti di vertici dei mandamenti mafiosi di Mazara del Vallo e Castelvetrano, tra cui familiari del latitante Matteo Messina Denaro, nonché ad esponenti apicali dell'associazione mafiosa. Le indagini patrimoniali condotte dal nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Trapani costituiscono il completamento della più generale attività di contrasto condotta dai carabinieri coordinati dalla procura distrettuale palermitana nei confronti del potente mandamento mafioso castelvetranese. I beni sequestrati, localizzati nelle province di Roma e Trapani, sono costituiti da 10 società, relativi compendi aziendali, 6 terreni, 14 rapporti bancari, un motoveicolo, un cavallo da corsa, nonché denaro contante, titoli di credito e persino lingotti d'oro. Punto cruciale dell'indagine patrimoniale è rappresentato dall'evidente sproporzione tra i redditi dichiarati negli anni dal Luppino, da cui è stato possibile ipotizzare l'utilizzo di mezzi e di risorse finanziarie illecite. Ma andiamo a retroso. Calogero Gio Luppino, classe 1980, ha fatto una carriera velocissima nel settore appunto del gioco online, da una piccola agenzia a Campobello di Mazara, un impero fondato a Malta, l'isola del tesoro, dove hanno sede i portali.com delle scommesse illegali in Italia. E nel 2014 Luppino aveva già creato il movimento Io Amo Campobello, poi aveva fondato una squadra di calcio a 5 e si era lanciato nel business dei migranti, riuscendo a farsi accreditare una struttura di accoglienza per 50 richiedenti asilo politico. Intanto Luppino era in contatto con uno dei cognati del super latitante Messina Denaro, Saro Allegra, per l'accusa il re delle scommesse avrebbe fatto da piattaforma degli investimenti mafiosi. Fornendo un brand, i mafiosi hanno così aperto decine e decine di agenzie. La capolista SEAP dal Licardillo Aragona verso la trasferta di Reggio Calabria, l'ultima giornata di prima fase del campionato nazionale di Serie B1. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Dopo la bella vittoria di sabato scorso della SEAP pallavolo del presidente Nino Di Giacomo, ottenuto con la forte squadra del Messina per 3-7-0, domani sarà la volta di una trasferta a Reggio Calabria, un campo difficile e ostico anche per la peculiarità della squadra e anche perché la formazione del coach Massimo Dagioni nelle trasferte spesso lascia a desiderare, mostrando i suoi lati più deboli. Contro il Volley Region di Reggio Calabria bisogna vincere. Il coach Massimo Dagioni deve portare a casa una vittoria per conservare il primato del mini girone del campionato nazionale di Serie B1 e non deludere i tifosi agrigentini. Sì, assolutamente sì, una partita a cui ovviamente teniamo tantissimo, come era quella di sabato scorso, e a questo punto siamo riusciti a riprendere un pochino di vantaggio, vogliamo assolutamente mantenerlo. Confronto di una squadra molto difficile da affrontare, ha messo in difficoltà tutti, è un gioco molto particolare, ha 2 attaccanti alte e potenti, una palleggiatrice alta, un gioco molto specializzato, molto specialistico su quelle che sono le caratteristiche individuali delle loro giocatrici. In un grande e bellissimo impianto come quello di Reggio, e quindi diciamo che gli ingredienti per una partita difficile e vincente ci sono tutti, e da parte nostra con la fermissima determinazione a mantenere la nostra posizione. Come è arrivata? Arriviamo, penso, dopo la partita di sabato, anche consapevoli, al di là dei punti in classifica, con più consapevolezza dei nostri mezzi,
cosa che inizialmente avevamo, poi abbiamo avuto qualche passaggio un po' difficile nel corso di questa prima fase, è sembrato in alcuni frangenti che avessimo un pochino smarrito. Recuperato quell'aspetto lì, abbiamo ripreso a macinare punti e a fare anche una bella pallavolo, secondo me, per quello che abbiamo visto nelle ultime partite contro Santa Teresa e soprattutto sabato scorso, quindi arriviamo molto determinati. Sì, assolutamente, la partita di sabato sarà fondamentale, come hai detto tu, è importante riuscire a confermare quel lavoro che è stato fatto fino adesso e soprattutto l'importante vittoria di sabato con Messina, quindi stiamo lavorando appunto perché il nostro obiettivo sin dall'inizio è quello appunto di riuscire a vincere questo minigirone e ci impegneremo per questo. Ma la stiamo preparando sicuramente a livello caratteriale, a livello mentale, perché sappiamo che è una squadra anche qui in casa all'andata ha dimostrato di essere una squadra molto, molto ben organizzata, e fastidiosa e con giocatori molto forti, quindi quello che stiamo facendo sicuramente è lavorare su di noi, perché è molto importante questo e lo abbiamo dimostrato anche in tante partite, primis in quella di sabato, che abbiamo messo secondo me un livello molto importante. Quello che noi stiamo facendo appunto è quello di preparare questa partita nel miglior dei modi proprio su questi due aspetti fondamentali. Sì, abbiamo fatto fatica finora e come tutte le squadre, perché obiettivamente c'è da dire che la trasferta è sempre complicata per tutti. Noi abbiamo dimostrato di aver maggiori difficoltà in trasferta, ma tra alti e bassi riusciremo a uscirne anche in questa situazione e speriamo di portare a casa questo risultato di cui noi ci stiamo impegnando tanto in settimana. Perché noi siamo qui da agosto come per carità anche le altre squadre, però stiamo lavorando ininterrottamente mattina e sera tutti i giorni, non abbiamo neanche staccato a Natale, quindi penso che questa squadra stia dimostrando di tenerci davvero tra alti e bassi, tante difficoltà, però noi siamo qui e vogliamo raggiungere questo obiettivo perché è il nostro primo passo fondamentale. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.